spiegare i 3 modi di nutrirsi di anguria nel mondo. Partiamo da Portoscervo. Si prende la forchetta così, si taglia tranquillamente la fetta, si stacca un pezzettino, un petit morceau di fourchette. Delicato, senza sollevare niente. Portoscervo. Passiamo adesso a Porto Torres. Bene, allora, che non mi piace, la buia, ma buona veramente. Non mi piace, bene. Non mi piace, bene mi piace. Ma buona davvero quella. Ozieri. Non si butta niente. Cazzo! Io cazzo l'ho comprato, ragazzi! Cazzo è buono questa anguria! Se la senti, ragazzi! Mi piace a me, dai! Buona! Cazzo è buono! Buona, ragazzi! È buona, Ci mangiamo questa panna con la fragola, è buona! Mi piace moltissimo! Io mangio sempre questa cosa. Che schifo. Buona. Ma buona. Sono cose anche leggere, se vogliamo. E soia, Giuseppe. La ragazza soia. Soia. Ah, io più in fretta. Buonissima. Altra ce n'è. Buona. Molto buona. Buonissimo. Ma molto ne va. Mi piace. Ah, io il sughetto, senza il cucchiaio. Poi, così, per chiudere in bellezza. Oh yeah! Buonissimo. Ciao Stefano, volevamo ringraziarti, io personalmente mi prendo tutte le responsabilità per il pandoro che hai regalato a tuo compare Avantieri per 2 cose. 1, per il periodo azzeccato secondo me. 2, perché è buonissimo. Cioè se l'hanno voluto mangiare a me spiace. A me il pandoro è sempre stata una cosa, l'ho sempre apprezzato io. Che c'è di tutto dentro. Buonissimo. Poi ad agosto, Ad agosto, chi è che non vuole il pandoro ad agosto? È buono, perché lo sembra. Lo vedi? Buonissimo. Il pandoro. Grazie da parte di tuo compare, ma grazie da parte sua. Buono veramente. Neanche troppo male. Poi è buono il pandoro. Buonissimo. È veramente buono. A me piace molto il pandoro di Stefano. Cos'è? Bistefano. Grazie per il... Portane anche uno a Ferragosto che ce lo mangiamo tutti, il pandoro. C'è i panettoni anche per Pasqua, portalo, la colomba tanto non si usa più. Ciao Ste, grazie. Un saluto da GM Immobiliari. Oggi siamo qua per proporvi un appartamento favoloso, puoi partire con l'inquadratura, un appartamento favoloso alla modica cifra di 750 milioni di euro. È favoloso soprattutto l'albero, puoi inquadrare l'albero, grazie. Cioè è soprattutto importante l'ombra che sprigiona quest'albero, favoloso, guarda. L'albero ve lo diamo a 30 milioni di euro, venga. Mi segua per favore, sono 20 metri calpestabili, giardino è compreso anche l'appartamento. Potete notare anche qua natura morta, la natura morta fa parte appunto di questo arredo e soprattutto vediamo a 15.000 euro il mitico cagaranzulo. Chi è che non conosce il cagaranzulo? Questo, cagaranzulo. Questo costa 7.000 euro, questo pezzo qua. E soprattutto la caratteristica di questo appartamento che è 20 metri quadri, ok? 750 milioni di euro. Noi ve lo vendiamo, voi ci saldate l'importo totale e poi vi renderete conto alla fine che non è un appartamento ma è un muro, e voi ve ne accorgerete solo dopo che io ve l'ho venduto. Grazie da GM Immobiliari, arrivederci.
L'albero, per favore, l'ombra. Strepitosa, ok? Arrivederci, ciao, arrivederci. Daniel, su,